Buonasera, benvenuti in Villa Rezzonico al primo incontro della seconda edizione di Storia Veneta in Villa, il percorso tematico alla scoperta della storia della Repubblica di Venezia in 5 ville venete, ideato dall'Associazione Veneti nel Mondo per conservare, valorizzare e promuovere la storia della cultura veneta non solo all'interno dei confini regionali, ma anche tra le comunità venete all'estero. Adesso proiettiamo un video saluto da Mariano Gazzola e dall'architetto Ivana Quarati del nostro circolo di Veneti nel Mondo dell'Argentina. Pomeriggio, sono Mariano Gazzola, presidente della famiglia veneta di Rosario e vice segretario generale del Consiglio Generale Italiani nel Mondo per l'America Latina. Volevo innanzitutto porgere il saluto al presidente Aldo Rossi Marin, presidente dell'Associazione Venete nel Mondo, nonché grande amico, congratularmi per questa iniziativa, questa seconda edizione di Storia in Villa Veneta e naturalmente anche un saluto particolare al relatore, al professore Guido Beltramini. Parlare di Palladio certo è sempre una cosa molto, molto importante, anche a volte a noi qui in Argentina facciamo un po' fatica quando parliamo con quelli che non sono di origine italiana a dire che cosa è il Veneto, dove è il Veneto, perché naturalmente c'è sempre la padronanza di Venezia, no? Ma quando uno fa i nomi, come per esempio in questo caso del Palladio, e dice che il Veneto è la terra del Palladio, già le persone incominciano a capire di che cosa stiamo parlando. Certamente il Palladio è un punto di riferimento della nostra cultura, della nostra storia, di quanto il Veneto ha dato al mondo, così che mi congratulo nuovamente per questa iniziativa e anche per legare il nome del Palladio al mondo intero, che penso che sia una cosa più che giusta. Complimenti, speriamo di poter partecipare in persona in una di queste iniziative prontamente. Salve a tutti, sono Ivana Quarati di Santa Fe, architetto e anche giovane che partecipa dei Veneti qua a Santa Fe, nel circolo che ne abbiamo fondato da tanto tempo. Vi ringrazio la possibilità di essere qua a festeggiare il Palladio nelle ville. Ringrazio Aldo Rossi Marin e Anna Turcato per far partecipare a noi di questa iniziativa che è importante. Per me è un po' importante perché sono architetto, ho avuto la possibilità di studiare l'architetto Andrea Palladio all'università qua a Santa Fe, perché abbiamo una cattedra che si dedica a raccontare la bellezza che ha fatto conoscere il Palladio in tutto il mondo. Sono contenta, sono anche orgogliosa di essere veneta padovana e presente in questa iniziativa. E come dice il Palladio, la sua architettura è durabile, flessibile e anche bella. Con queste 3 parole credo che sono poche davanti a quello che sicuramente ha da raccontare Guido Beltramini, che è uno esperto su Andrea. E ho avuto il piacere di essere a un'attività che abbiamo fatto qua a Santa Fe con lui. Bene, vi lascio in buone mani, un abbraccio a tutti da Santa Fe, Argentina. Una piccola sorpresa per Guido Beltramini, insomma si è seminato anche all'estero. Sì, una riflessione, il Palladio è molto conosciuto a Vicenza, nel Veneto, ma è un compito anche nostro di continuare a promuovere la storia veneta e anche il Palladio, la sua opera all'estero.
parola. Buongiorno a tutti. Aldo, mi hai fatto un bellissimo regalo perché ho un ricordo perfetto di quando nel 96 facemmo una serie di mostre in Argentina e iniziative, lo ricordo, anzi era il 97-98 perché il nostro figlio aveva poco più di un anno e il suo pediatra era inferocito perché portavo l'influenza dell'anno prima o dell'anno dopo nel Veneto perché andavo su e giù dal Sud America e non era per niente contento. Però è stata un'esperienza bellissima, facemmo grazie all'epoca alla regione, facemmo mostre a Rosario, a Buenos Aires e a Santiago del Cile, delle esperienze importanti per me, molto di grande successo. Allora, in realtà vorrei che cominciassimo lontano dal Veneto, precisamente a Filadelfia, nel momento in cui Thomas Jefferson, il futuro presidente Adams ed altri, potete anche riconoscere Benjamin Franklin, lì il quarto del gruppo, presentano la dichiarazione di indipendenza. È un momento storico, fondante per la nazione americana. E tutti quei 4 personaggi che vedete lì, responsabili della scrittura di quel documento straordinario che è la dichiarazione di indipendenza, erano appassionatissimi di architettura e anzi erano convinti che l'architettura fosse un elemento cruciale per la costruzione del nuovo mondo. E pensate che Jefferson racconta che metà degli Stati Uniti non erano ancora stati censiti dal catasto, quindi la scommessa iniziale di cominciare a misurare gli stati interni che ancora non si conoscevano. Quell'epopea che poi ci hanno raccontato i vari film western. Perché cominciamo da qua? Perché vi chiedo un piccolo sforzo, dal 1776 passare un po' più avanti e arrivare, Jefferson è quel signore con il panciotto arancione e i capelli un po' mossi, e arrivare al 1792. È il momento del concorso per la costruzione di quella che poi sarà la Casa Bianca, che all'epoca è la President's House. E scoppia un dibattito, ma che forma deve avere la casa del Presidente degli Stati Uniti? C'è chi propone Versailles, c'è chi propone Buckingham Palace, e a quel punto interviene Thomas Jefferson e dice: ma assolutamente no. La nostra nazione si fonda sulla liberazione dagli inglesi, vale a dire sulla sconfitta di una monarchia. Non è possibile che il presidente dei neonati Stati Uniti d'America abiti in una casa ispirata ad una delle sedi della monarchia europea. Ci vuole, dice Jefferson, un'architettura repubblicana. Ed ecco che la scelta cade sul Veneto. L'unica repubblica in quel momento nell'Europa dell'epoca, che era un'Europa, come ricordate, di re assoluti, e la scelta quindi della costruzione, il modello per la Casa Bianca, che qui vedete in uno dei primissimi progetti di Hoban, l'architetto irlandese che la costruisce, deve essere il Veneto, deve essere una villa veneta. Jefferson proprio richiama gli ideali di libertà, il Veneto come... riflettevo recentemente sul fatto, stiamo ragionando sulla candidatura di Vicenza a Città della Cultura 2024, e pensavo che in effetti gli altri grandi centri artistici, Firenze, Roma, Urbino, sono tutti nati per la volontà di un signore. Vicenza invece ha la sua grandezza è per volontà di un gruppo di aristocratici uguali fra loro, vicentini, ma naturalmente parte della Repubblica Veneta, e quindi questa eccezionalità della nostra Repubblica è qualcosa che viene pensata e colta nell'America nel momento in cui sta cercando gli elementi fondanti. C'è però andato male perché il progetto vincitore è stato questo, ma in realtà Jefferson, sotto falso nome, perché
essendo uno dei membri più, come dire, importanti del Congresso, non poteva certo, aveva fatto una proposta alternativa per la Casa Bianca. E questo è lui, e opposto, vedete il profilo a cera di Aubin. E questa era la proposta di Thomas Jefferson. Cioè quello che Jefferson propone è che la Casa Bianca abbia la forma della rotonda di Vicenza, però con un'aggiunta tecnologica che chi di voi ricorderà la sede del Parlamento tedesco, vale a dire che la cupola della rotonda, che notoriamente è l'elemento più difficile perché essendo priva di finestre la sala centrale della rotonda è buia, Jefferson propone che diventi aperta con finestre di cristallo. È qualcosa che Jefferson aveva visto nei suoi anni a Parigi, aveva visto il soffitto delle Halles, che era un soffitto innovativo di vetri e cristalli che consentivano alla luce di entrare zenitale, quindi trovo straordinaria questa proposta di, come dire, dell'identità, di un'identità antica come quella della rotonda, però come dire, sposata con una novità tecnologica che ovviamente Palladio non poteva conoscere. Tenete a mente questa immagine della rotonda, perché dopo vedrete che sarà interessante, soprattutto per quanto riguarda la cupola. E questa è la Casa Bianca come noi conosciamo, perché sappiate che è Thomas Jefferson che fa giungere nel portico meridionale della Casa Bianca questo prono sporgente che prima non esisteva. Quando diventa presidente non gli avevano fatto fare la Casa Bianca a forma di rotonda, però almeno ci mette un prono da villa, e l'altra parte, quella con il bow window rotondo, è l'altro lato. E questo era anche per capire come mai siamo riusciti nella nostra più sorprendente e fortunata operazione di lobbying, quando nel 2008 cercammo con gli amici italiani, italo-americani, di convincere il Senato, tra l'altro Camera e Senato insieme, cosa che sapete è difficilissima, a fare una risoluzione, una concurrent resolution, per dichiarare Palladio padre dell'architettura americana. Questo è il testo, vedete, della dichiarazione, in cui al punto 2 si riconosce la tremenda influenza di Palladio sull'architettura degli Stati Uniti, e il Congresso e il Senato esprimono gratitudine per il miglioramento dell'ambiente costruito americano. Ecco, ma com'è possibile? Tutto quello di cui parleremo oggi ruota intorno a questa domanda: ma perché? Cioè, perché mai, qual è la ragione per cui un architetto nato in una regione, in una piccola regione dell'Italia, è considerato così importante da essere, come dire, è l'unico caso, sapete, nessun artista italiano ha mai ricevuto un riconoscimento del genere da parte del Congresso americano. Perché succede? Qual è il segreto di Palladio? Non basta pensare che sia bravo, è qualcosa di più. E quello di cui stiamo per chiacchierare questa sera è proprio di quello. Devo dire che la fama recente di Palladio e quello che vi racconterò questa sera ha in realtà radici lontane. Io ero ancora un ragazzo quando queste tre persone, cioè il grande Renato Cevese, il fondatore del centro di studi palladiani di cui indegnamente seguo le orme, e Rodolfo Pallucchini, quel signore che, Renato penso che l'abbiate riconosciuto dal suo profilo volitivo, l'uomo con gli occhiali è il grande Rodolfo Pallucchini, un grandissimo veneto. Pensate che è l'uomo che ricostruisce le infrastrutture culturali del Veneto del dopoguerra. Nel 1945 Pallucchini crea la Fondazione Cini, il Centro Palladio a Vicenza, riapre la Biennale affidando a Carlo Scarpa l'allestimento delle prime mostre e chiamando a Venezia i grandi artisti da Kandinsky a Klee, che erano stati, come dire, obliterati, bannati, direbbero i miei figli, durante il fascismo. Ecco, Pallucchini
è con Cevesi il fondatore del nostro centro palladiano, è il suo primo presidente per 15 anni, e la figura che vedete a destra è un altro grande veneto, si chiama Pietro Gazzola, è uno dei pionieri dei beni culturali italiani. Pensate, l'uomo che viene chiamato a smontare i templi di Assuan invasi dall'acqua quando si costruisce la diga e di montarli più alti. Chiamano lui e lui a dirigere i lavori. Questi sono i 3, diciamo, numi tutelari del nostro centro, ma è importante ricordarci questi grandi veneti, perché pensate che nel Veneto distrutto dalla guerra, nella Vicenza che aveva la Basilica bombardata, Palazzo Valmarana distrutto, eccetera, questi 3 capiscono che per ricostruire la città ci vuole un centro di ricerca e creano il centro palladiano, che da allora continua. Questa visione, no, di futuro mi sembra qualcosa di straordinario. Loro nel 1980 fanno una prima grande mostra, Palladio, la sua eredità del mondo, in cui è il primo sorta di censimento dell'influsso di Palladio nell'architettura che lo circonda. Quello che noi chiamiamo il palladianesimo in realtà comincia mentre Palladio è ancora vivo. Perché questo è Vincenzo Scamozzi, che ha esattamente 40 anni più di Palladio, perché nasce nel 48, Palladio era nato nell'8, è allievo di Palladio, molto probabilmente passa tempo in studio di Palladio, e mentre è ancora ragazzo riceve un incarico, probabilmente grazie a Palladio, da parte dei ricchissimi patrizi pisani, veneziani, che gli chiedono di costruire la villa di uno di loro, di Vettor Pisani, la famosa Rocca Pisana sul Colle di Lonigo. È un incarico che sicuramente arriva via Palladio, perché nel frattempo i pisani, per dirvi per loro, mentre Scamozzi sta facendo la Rocca, Palladio sta costruendo per i pisani questa incredibile villa al Lido di Venezia. Sapete che Palladio costruisce una villa al Lido di Venezia, una cosa molto divertente, perché adesso è trasformato in una specie di chalet tirolese, non sto scherzando, però i muri sono ancora quelli, le colonne ci sono ancora, proprio in fronte a metà del Lido, dove adesso c'è l'Hotel Quattro Fontane, con la possibilità quindi di traguardare con una grande sala passante e delle grandi logge, da una parte il mare e dall'altra parte Venezia. Ecco, quindi Palladio sta lavorando per i pisani, eppure l'incarico per la villa viene data a Scamozzi. E la cosa divertente è che Scamozzi, Scamozzi nasce nel 48, qua siamo nel 74, 76, quindi è un giovanissimo, e morde il maestro. Vale a dire, fa una villa che è di fatto l'apertura del palladianesimo, cioè di un'architettura ispirata ai principi di Palladio, però è proprio in opposizione alla rotonda. Vale a dire, vedete, la rotonda e la Rocca Pisana condividono le stesse dimensioni. Vedete, la basilica è larga 64 piedi, sapete che un piede vicentino è 0,357 mm, cioè 35 cm,7. La sala centrale della rotonda è 30 piedi, vedete che la Rocca è larga 66, cioè quasi identica, la sala centrale è uguale, però c'è una differenza fondamentale. Nella rotonda il punto più bello della villa è fuori dalla villa, perché siamo spinti a uscire dalla sala centrale della villa, che obiettivamente è buia perché non ha finestre, e di stare nei portici, nei 4 pronei sporgenti, ad ammirare il paesaggio. Addirittura Palladio dice di aver inventato la rotonda proprio come una macchina per guardare il paesaggio, e da lì nasce proprio l'idea di paesaggio come qualcosa da guardare, come se fosse un quadro. E nella Rocca invece c'è una distribuzione perfetta. Vedete, nella basilica siete costretti a uscire dalla sala centrale, e se voi volete andare in una delle sale d'angolo dovete uscire ed entrare nel corridoio. Nella loggia invece la sala centrale dà direttamente a tutte le stanze, e in più quei corridoi laterali che vedete sono così dilatati che consentono alla luce
di entrare, e di entrare anche dal soffitto, perché al centro della cupola Scamozzi non mette una lanterna come farà Palladio, ma un vero e proprio buco. Quindi siamo nel 76 e inizia il palladianesimo, cioè l'idea che si possa costruire degli edifici con delle forme codificate, forma delle stanze, soprattutto il timpano sulla facciata della villa. È un successo istantaneo quello di Palladio, che però ha ben presto un successo internazionale, perché capita nel Veneto questo personaggio, qui un bellissimo disegno di Van Dyck, oggi conservato a Chatsworth in Inghilterra, Inigo Jones. Inigo Jones è uno scenografo di corte, non è un architetto, viene in Italia a seguito del suo mecenate, Lord Arundel, arriva a Vicenza, resta fulminato dall'architettura palladiana. Pensate che gira Vicenza con in mano una copia dei 4 libri, questa è la sua copia dei 4 libri, che riempie di annotazioni. Aggiunge immagini, come vedete nel caso di Palazzo Thiene, che Palladio non aveva messo, la forma dell'atrio, gli elevati dell'atrio, scrive tutto quello che non torna, guarda gli edifici, dice no, ma qui Palladio ha detto che era così, ma in realtà non è vero. Fa una notazione molto bella, perché dice l'angolo, quel capitello d'angolo, indicando il capitello d'angolo di Palazzo Thiene, i vecchi muratori mi hanno detto che quello lì lo ha scolpito Palladio con le sue mani. Quindi ci dà un elemento interessante. Inigo Jones torna in Inghilterra, torna portando con sé i disegni di Palladio che gli vengono dati da Scamozzi. C'è una versione un po' perfida che dice che Scamozzi voleva liberarsi dei disegni di Palladio perché non ne poteva più. C'è una visione, perché sapete che ci sono proprio delle lettere in cui, per esempio, l'emissario del Duca di Mantova dice: io ho incontrato Scamozzi, dice che è molto più bravo di Palladio. Cioè, ci sono proprio dei documenti che dicono che Scamozzi si lagnava e, come dire, un po' competeva con Palladio. Inigo Jones torna in Inghilterra, porta con sé i disegni, circa 300, anzi no, all'epoca erano meno, erano diciamo 250, e quei disegni diventeranno, pensate, le riserve auree dell'architettura inglese. Come vedrete, su quei disegni si fonderà la nuova architettura inglese. Perché? Perché dovete immaginare, siamo alla fine del 500, Inigo Jones arriva qui ai primi anni del 600, nel 1614, l'Inghilterra con la scoperta dell'America è già una grande potenza, ma è una potenza che non ha una cultura artistica, è ancora, come dire, provinciale, deve importare rapidamente cultura. E quindi mandano Inigo Jones, il re manda Inigo Jones in Italia a capire qual era l'architettura moderna più interessante per poterla fare in Inghilterra. Jones si innamora di Palladio, porta con sé i disegni, quei disegni passeranno da un architetto all'altro e fino a essere diventare poi proprio come sono oggi proprietà dell'ordine reale degli architetti britannici, per cui peraltro sto scrivendo il catalogo generale, un grande onore che abbiano chiesto all'Italia di costruire per loro il catalogo generale. Ho consegnato il primo volume, cosa che mi sembrava impossibile, adesso sto lavorando al secondo. Ma Inigo Jones, vedete, non solo porta i disegni, ma comincia a fare delle architetture ispirate a Palladio. Questa è una famosa sala da ballo, la Banqueting House a York, e che vedete è ispirata alla casa privata dei Greci di Palladio, vista nei 4 libri. Inigo Jones riesce a ottenere, oltre ai disegni che gli avrebbe dato Scamozzi, o forse venduto, a seconda di come la vogliamo vedere, aggiunge il collezionismo di un altro inglese, che era ambasciatore inglese a Venezia, Henry Wotton, che sappiamo aveva anche lui dei disegni di Palladio. Insomma, il corpus di Palladio proprio è come avete presente quando cade Costantinopoli e i grandi vengono portati i codici dal cardinale Bessarione a Venezia. Ecco, la stessa translatio imperi, come si diceva all'epoca per i testi della grande cultura bizantina, avviene per l'architettura. Ma non solo in Inghilterra, perché devo dire che tra i primissimi
a capire il fascino dell'architettura palladiana sono gli olandesi. E la cosa interessante è che come Harry Wootton era un politico, così Constantin Huygens è un politico olandese che viaggia insieme a Harry Wootton in Europa, viaggia in Italia, si innamora di Palladio e convince il suo architetto Jacob van Campen a ispirarsi all'architettura di Palladio e nascono capolavori come la bellissima Mauritshuis all'Aia, che è, come dire, trovo commovente questo Palladio in riva, diciamo, ai canali olandesi. E come mai questo successo delle forme palladiane? I motivi, come sempre, sono moltissimi, ma perché stiamo qui chiacchierando fra amici sarò molto, come dire, ardito. I motivi, diciamo, in sintesi sono tre. Il primo è che l'architettura di Palladio, vedete, è un'architettura semplice, un'architettura di regole, dove più che l'estro dell'artista, immaginate l'architettura barocca, il genio di Borromini, conta un'architettura razionale, fatta di regole, di proporzioni, fatta di elementi finiti, in certa forma delle finestre, una certa forma delle facciate. E quindi è qualcosa che nel mondo del nord, il nord Europa, razionali, semplici, poco caldi come noi mediterranei, come noi latini, funziona molto. Il secondo elemento è di ragione pratica, vale a dire l'architettura palladiana è un'architettura dove si usa poca pietra, ma si usa molto mattoni e intonaco. Un altro elemento che favorisce l'architettura palladiana in paesi di cui la disponibilità dei marmi non è quella che abbiamo nell'Europa meridionale. Ma il terzo elemento, che anche questo è molto interessante, è religioso. Vale a dire, l'architettura palladiana viene letta dal mondo protestante come un'alternativa all'architettura barocca. Voi tutti conoscerete le meravigliose chiese barocche della Baviera, che sono proprio, come dire, dei contrafforti con cui la religione cattolica sembra quasi, come dire, fronteggiare il mondo protestante germanico. L'architettura invece palladiana, razionale, semplice, pura, viene letta dal mondo protestante come un'architettura diversa dall'architettura barocca, dal grande Bernini, dal grande Borromini, insomma dall'architettura cattolica. E questo è un altro elemento interessante perché favorisce la penetrazione verso nord di Palladio, perché quella che è certa è che esiste senz'altro un palladianesimo tedesco, anzi molto forte, non esiste un palladianesimo francese, perché sapete che i francesi pensano che non hanno bisogno di imparare granché da noi e quindi Palladio in Francia c'è abbastanza poco, anche se poi ne vedremo un esempio divertente, ma penetra soprattutto al nord, Olanda e Inghilterra. In Inghilterra la prima ondata arriva con Inigo Jones, che abbiamo visto muore negli anni 40 del 600. Poi per 50 anni il palladianesimo, come dire, va in sonno, immaginatevi un fiume carsico, e torna fuori all'inizio del 700, grazie a questo signore qua, il leggendario, per me leggendario, Lord Burlington. Devo dirvi che l'estate scorsa che ero a studiare a Chatsworth, che è la villa dei duchi di Devonshire, dove sono conservati i disegni palladiani, il duca poi mi ha presentato suo figlio, che è Lord Burlington, per cui per me è stato una specie, noi ci divertiamo con poco, ma è stato un vero cortocircuito vedere, perché Lord Burlington, la figlia di Lord Burlington sposa il duca di Devonshire, per cui per tradizione il figlio cadetto del duca di Devonshire è Lord Burlington. E Lord Burlington è appassionatissimo di Palladio, viene in Italia a cercare nuovi disegni, ne trova una cinquantina nella villa di Maser, li compra e li porta in Inghilterra. E con Lord Burlington riparte il grande palladianesimo inglese, che non viene, come dire, stoppato dal barocco inglese di Rennes, perché alla morte di Inigo Jones, pensate a St. Paul Cathedral, è, come dire, la cultura barocca che prende il sopravvento, ma con Lord Burlington si torna
come dire, al palladianesimo ortodosso. Questo è il capolavoro che Lord Burlington stesso costruisce per sé, una copia della Rotonda, la villa di Chiswick House, all'epoca, diciamo nella prima campagna intorno a Londra, oggi abbastanza assorbita dalla città. Una villa meravigliosa, vedete anche qui pianta quadrata, sala centrale, non rotonda come quella della Rotonda, ma ottagonale, però vedete che il modello è sempre lo stesso. E poi, per fare felice Aldo, il fianco, vedi Aldo, della villa di Chiswick è copiato da un disegno di Palladio di Villa Contarini a Piazzola. Quindi, vedi, sapete che Villa Contarini a Piazzola era stata realizzata in questo modo qui, poi viene completamente cambiata nel 600 dalla grande macchina barocca che conosciamo, però vedi, il disegno di Villa Piazzola era di proprietà di Lord Burlington, che lo usa per il fianco della villa di Chiswick. Pensate che Lord Burlington ama così tanto Palladio, questo è lui da vecchio, quello che avete visto prima era lui da giovane, questo quando lui è, come dire, è maturo. Quel libro che è in mano, vedete, è questo qui, è la prima pubblicazione al mondo di disegni palladiani, è il libro sulle terme degli antichi romani, perché quando Burlington viene in Italia trova a Maser un dossier palladiano di disegni delle terme e li pubblica. Questa è la prima pubblicazione in facsimile nella storia dell'architettura. Lui addirittura usa un inchiostro color seppia perché vuol far sembrare che i disegni siano quelli antichi, e per convincere i nostri donatori americani a finanziare questo grande catalogo a cui lavoro ormai da 5 anni del Royal Institute of British Architects, gli ho detto: vedete, voi dovete finanziarlo perché state completando un sogno che Lord Burlington aveva cominciato nel 1730 di pubblicare tutti i disegni di Palladio. Allora con questa chiave siamo riusciti a penetrare il cuore dei nostri finanziatori americani. Comunque Burlington e il suo architetto William Kent lanciano una vera e propria palladiomania in Inghilterra. Le ville, vedete, questo è Harry Flitcroft, la Woburn Abbey, questo è il leggendario Prior Park. Voi che siete a Bassano, vedete, questo è l'unico ponte palladiano in pietra mai costruito purtroppo a metà del 600, dal leggendario architetto di giardini Capability Brown, che la villa che vedete là in cima è di un architetto che si chiama John Wood, che lo costruisce intorno al 1730, ma poi è l'architetto di giardini Capability Brown che ricostruisce il ponte palladiano di Rialto, semplificato nel giardino nel 1760. Ma guardate la meraviglia di Stowe House di Kent e Vanbrugh. Guardate, ecco, no, questo è più divertente perché questa passione per Palladio, vedete, contagia persino i francesi a un certo punto, perché nel 1910 viene costruita in Costa Azzurra questa villa neopalladiana che è quella che Hitchcock usa per Caccia al ladro, per le scene di Caccia al ladro. Quindi vedete la forza di questa proposta palladiana che arriva fino al Novecento. Abbiamo già visto il nostro amato Thomas Jefferson. Del resto sapete che anche lui stesso fa una copia della Rotonda, si chiama Monticello, perché pensate che Jefferson legge i 4 libri di Palladio in italiano, o meglio nell'edizione trilingue italiano, inglese e francese che Lord Burlington fa pubblicare nel 1716 in Inghilterra. Lui nell'edizione italiana vede che la Rotonda è costruita sopra un monticello, ed ecco che dà il nome alla sua copia della Rotonda Monticello. In realtà la prima versione di Monticello, vedete, era molto più simile a una villa palladiana di quanto quella che immaginiamo oggi, si ispirava alla villa Cornaro di Palladio, ma il capolavoro per me di Jefferson è questa meravigliosa università che a me ricorda una villa veneta, vedete al centro la biblioteca, e poi quei padiglioni che vedete intorno al lawn, cioè intorno a quello che noi chiameremmo aia o corte, sono le case dei professori. E questa è un'altra vista bellissima questo per dire che in realtà persino noi architetti ci riusciamo ogni tanto a fare qualcosa di
interessante, neopalladiano. Questa è la famosa Glashütte di Ungers, questa rivisitazione della rotonda, vedete, in forme modernissime, fatta 40 anni fa, uno degli episodi più interessanti del palladianesimo contemporaneo. Ma insomma, tutta sta roba era per dire, ma perché? Cioè, qual è la forza di Palladio? Qual è il suo ingrediente segreto? Il suo ingrediente segreto è questo. Cioè, Palladio è un comunicatore straordinario. Lui che vive in provincia, non vive a Roma, non vive a Firenze, non vive nelle capitali artistiche, capisce che devi comunicare il tuo lavoro e cavalca quella che è una rivoluzione nella comunicazione simile a quella che stiamo vivendo noi oggi. Quello che per noi oggi è questo, cioè il mondo digitale e la comunicazione digitale, all'epoca di Palladio era la carta stampata. Cioè Palladio capisce che c'è un nuovo media, che è la carta stampata, che viene, come sapete, messa a punto a Venezia dal Domanuzio all'inizio del secolo, e che la carta stampata può aiutare gli architetti a non essere dimenticati e a passare da essere semplici architetti che risolvono problemi, cioè arriva un committente, gli dà, come Aldo, gli dà un sito, un budget e tu devi dargli un progetto, a diventare architetti che hanno una visione, una voglia di cambiare il mondo. Cioè Palladio non gli interessa, sapete che Palladio non guadagna mai niente, no? Resta povero. Il suo amico Maganza dice perché spendeva un sacco, però diciamo comunque Palladio, sapete, non si riesce neanche a comprare una casa in vita sua. Palladio però cosa vuole? Vuole trasformare il mondo intorno a sé, vuole renderlo migliore, vuole che la gente, anche la gente più semplice, stia in case solide, belle ed economiche. E per farlo, perché questo succeda, e guardate che questo non è poco, perché diciamo Bramante lavorava per il Papa, immaginatevi Laurana che lavorava per i signori di Urbino, immaginatevi tutti i Brunelleschi, immaginatevi tutti i grandi architetti lavorano sempre per un signore. Invece Palladio, che è veneto, che quindi lavora, come dire, per le persone normali, capisce che questo suo progetto di trasformazione del mondo funzionerà solo se riesce a comunicarlo, e a comunicarlo tramite un libro. I 4 libri dell'architettura, vuol dire i 4 capitoli, diciamo. Nel primo libro Palladio ci insegna l'ABC del costruire, come si fa un muro, come si fa la calce, come si costruiscono le fondamenta. E anche il linguaggio base, l'alfabeto, gli ordini architettonici. Vedete, questo è un ordine ionico, quello è un ordine dorico, cioè come dire l'ABC del costruire. Poi nel libro terzo e quarto, siccome è veneto e sa vendere, inserisce i più belli edifici romani antichi. Cioè il terzo e il quarto libro di Palladio sono dedicati ai più belli edifici che i romani hanno costruito, in modo che il libro diventi interessante per tutti, perché tutti vogliono vedere come è fatto il Tempio di Vesta. Vedete tra l'altro prospetto, lo spaccato, le misure. Quindi non occorre più andare a Tivoli o al Foro Boario a Roma per vedere quel tempio lì. Comprate il libro di Palladio, ce l'avete in mano, l'avete nel vostro studio. Insieme, diciamo, quindi all'ABC del costruire e ai migliori edifici antichi, Palladio casualmente inserisce i suoi progetti. Cioè, quindi costruisce un geniale meccanismo di vendita, capisce? In cui lui dice i miei progetti, li metto qua solo perché sono un buon esempio di quello che vedete nelle altre parti. Come dire, Palladio pensa un'architettura, lui la pensa come una lingua, perché guardate che tutte le ville di Palladio le stanze hanno sempre le stesse proporzioni. Ci sono 3 stanze, vedete, la stanza che lì vedete rossa, azzurra e arancione, quella rossa è 24 per 16 piedi, quella blu è 16 per 16 piedi, quella arancione è 16 per 12. Voi vedete, a seconda di come le componete, ottenete una lingua una pianta diversa. Palladio nei 4 libri inserisce 8 tipi di scale, vi dice che se la pianta della vostra stanza è fatta in quel modo lì, l'altezza deve essere quella. Insomma, Palladio si inventa un'architettura che è come una lingua,
che ha una serie di vocaboli, forma delle stanze, forma delle scale, forma delle finestre, delle porte, e una sintassi che è quella delle proporzioni e dei rapporti delle parti. Questa lingua che Palladio si inventa può essere parlata da chiunque, può essere tradotta da chiunque, capite? Cioè la forza di Palladio è di aver creato un linguaggio che può essere replicato. Naturalmente la cosa interessante è che tutti i palladianisti sono pochissimi gli architetti, sapete? Perché Lord Burlington è un nobile, non è certo un architetto, Harry Wotton, cioè di solito, il bello, Thomas Jefferson non è mica un architetto, ma Palladio dà agli appassionati il manuale di costruzione, come il manuale dell'Ikea. Cioè voi avete i pezzi del vostro mobile e ve lo fate da voi. Questo ha dato al linguaggio palladiano una forza straordinaria. Vedete, questo è un bellissimo disegno di Palladio in cui si vede che lui sta facendo una ventina di varianti dello stesso edificio. Vedete, in uno dice, ok, si può entrare di là, un cortile quadrato, scala ovale. No, meglio di no, facciamo entrare 2 logge, scala rettangolare. No, facciamo la scala rettangolare in fondo. Vedete, questo è proprio il suo modo, tipo Lego, di costruire le piante delle sue ville. E poi vedete, qua vi ho messo un po', vedete, in alcune ville le stanze sono in linea, vedete, rettangolare, quadrata, rettangolare piccola. In altra, vedete, sono a forma di L, cioè rettangolare, quadrata, e poi quella rettangolare grande piega di 90 gradi. È proprio, vedete, un vero e proprio alfabeto. Però c'è una fregatura, diciamo, in un certo senso, che in qualche modo il libro, i 4 libri, è talmente potente che nessuno guarda più gli edifici veri, la cosa divertente. Vedete, questa è la rotonda come la conosciamo noi e questa è la rotonda come la pubblica Palladio. Cosa c'è di diverso? La cupola. Vedete, nella rotonda costruita, la cupola è ribassata. Nella rotonda pubblicata da Palladio, vedete, la cupola viene in fuori come un semicerchio. Ecco qua vedete bene la differenza. Bene, tutte le copie della rotonda hanno la cupola come i 4 libri, vedete, questa è una delle mie preferite, adesso in vendita, era proprietà di un emiro fino a poco fa, adesso speriamo che la compri qualcuno di più ospitale, Maryworth nel Kent, 1723, copia della rotonda, però vedete com'è la cupola, non è la cupola della vera rotonda, è la cupola della rotonda dei 4 libri. Lo stesso, questo fantastico personaggio, Abu al-Masri, l'uomo più ricco di Palestina, ha fatto una copia della rotonda a Nablus. Quando io gli ho chiesto, scusi, un uomo raffinatissimo, è venuto a Vicenza con il suo aereo privato, il suo architetto, ha studiato a Oxford, un uomo veramente importante, affascinante anche, lui mi ha detto, sa, io sono palestinese e volevo dire che noi da qua non ci muoviamo e quindi non volevo costruirmi una casa, volevo costruirmi la casa. E per quello ho costruito una copia della rotonda. Il primo anno me l'hanno un po' bombardata e l'ho ricostruita. Il secondo anno poi è andato meglio e adesso, sapete, uno degli uomini di pace è uno di quelli che stanno cercando di proprio costruire sulla base dell'economia un dialogo più stretto fra Palestina e Israele. Vorrei chiudere con un'ultima notazione. L'elemento per cui la villa palladiana è riconosciuto è il timpano, cioè vale a dire l'idea di applicare una parte di un tempio a una villa. Guardate che su questo è scritto moltissimo, perché questa sacralizzazione del lavorare, noi veneti che lavoriamo tantissimo, che abbiamo il culto del lavoro quasi protestante, dice qualcuno, come etica del lavoro, e quest'idea di mettere un simbolo sacro su un luogo del lavoro, perché sapete meglio di me che le ville non erano posti di villeggiatura, erano fabbriche in cui il Veneto produceva e trasformava, è stato letto proprio come proprio una volontà di sacralizzare il lavoro nel Veneto. In realtà, vedete, il timpano era stato inventato in realtà dai toscani, perché la prima villa con un timpano è questa villa a Poggio a Caiano, fatta da Lorenzo il Magnifico con il suo architetto Giuliano da Sangallo, in cui per la prima volta usano questo elemento triangolare come caratteristico di una villa.
Vitruvio dice che il timpano nasce dal fatto che la capanna primitiva aveva, vedete, era messa con i rami così per creare una specie di tetto, e poi i primi greci, vedendo queste capanne, le avevano trasformata la capanna primigenia in legno in pietra, per quello l'ordine dorico ai triglifi, perché sarebbero le teste delle travi di pietra che arrivano. Però questo elemento diventa, il timpano, l'elemento distintivo delle nostre ville, tranne in questo caso in cui in effetti non c'è, però almeno c'è nella barchessa, che peraltro si ispira a un disegno di Scamozzi. E la cosa che mi ha colpito è questa. Un fotografo americano si è accorto che diverse ville del North Carolina venivano replicate in Liberia, in Africa, vale a dire si è accorto che nel 1800 gli schiavi liberati venivano rimandati in Africa, sia dai buoni che dai cattivi. Dai buoni perché sentivano un senso di colpa di averli strappati dall'Africa, i cattivi perché non volevano schiavi liberi finché c'erano ancora gli schiavi, come dire, in schiavitù. Questi schiavi vengono rimandati in Liberia come uomini liberi e anziché fare le capanne della tradizione, della loro tradizione, circolari, fanno, vedete, le loro capanne come delle specie di ville palladiane, fatte naturalmente con materiali poveri e semplici. E c'è quindi questo commovente memoria, perché chiaramente gli schiavi non avevano la minima idea che si trattasse di ville palladiane, ma si ricordavano le case patrizie dove loro erano cresciuti. Quindi la memoria, come dire, di questa straordinaria invenzione nata nel Veneto arriva addirittura nei paesi del Centro Africa. Grazie mille. Ringrazio Guido Veltramini per questa magnifica lezione. Ringrazio anche Veneta Video di Tommaso Giusto per la preparazione nei filmati di promozione di questa iniziativa, e la dottoressa Anna Turcato per la cura nell'organizzazione del progetto, ma devo ringraziare tante persone che permettono di poter andare avanti con questa rassegna culturale. Le ville ospitanti che aderiscono alla filosofia, all'idealità, alla progettualità della nostra rassegna, ai relatori e al sostegno di tante istituzioni. Abbiamo il vicepresidente, al presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che invito a accomodarsi. La regione ci ha dato il patrocinio e anche il marchio Veneto Talent of Venice. L'abbiamo sentito per chi era presente all'inaugurazione della mostra ai Musei Civici del Ponte, mostra che chi non ha visto vi invito ad andare a vedere, e sempre Guido ha fatto una presentazione di quella mostra sempre con particolari e con spunti che mettono in moto appunto il nostro cervello. Quindi grazie Guido, e sempre come diceva Aldo, il Palladium Museum, per chi non l'avesse visto, magari accompagnati da Beltramini, vi assicuro che è una cosa clamorosa per chi ama l'architettura del Palladio, per chi vuole approfondire e conoscere meglio la civiltà della villa in Veneto. Complimenti a Aldo Rozzi-Marin, un amico da tempo che da quando è diventato gestore, tra virgolette, di Villa Contarini a Piazzola l'ha rilanciata, secondo me, in maniera veramente importante, e si è talmente appassionato di ville che se ne è anche presa una tanto per non annoiarsi troppo. Mi ha fatto il piacere di farmela vedere qualche giorno fa e ha tanto da lavorare, perché vi assicuro che io mi è sempre piaciuta quella villa lì, ma vista da fuori dà un impatto, vista da dentro c'è parecchio lavoro da fare, quindi sicuramente anche in questo caso Aldo darà il meglio di sé e darà sicuramente ottimi risultati anche per riportare agli antichi splendori quella villa a Presina. Quindi bravo Aldo, bravo per l'iniziativa, perché mettere assieme questi attori che devono in qualche maniera occuparsi delle ville, chi dal punto di vista istituzionale, chi ne è proprietario, chi deve promuoverle, è un buon metodo per
metterli assieme, dialogare, fare queste tappe in giro per il Veneto per anche far conoscere meglio la civiltà della villa e le bellezze che abbiamo sul nostro territorio, quindi una grande iniziativa. Come Regione Veneto, naturalmente, quando c'è la proposta, visto che è una proposta di qualità, abbiamo subito dato il nostro sostegno e mi auguro e spero che, come viene fatta quest'anno, mi permetto di dire come anno zero, sia un appuntamento che possa essere ciclico e itinerante per riuscire veramente a fare momenti come questo, per conoscere ville importanti come questa. Anche sinceramente è la prima volta che entro a Carezzonico ed è un bel vedere, assolutamente, ma soprattutto, ripeto, anche dal punto di vista mediatico, come diceva prima Guido, il Palladio ha usato la stampa come momento di divulgazione, usare anche i nuovi strumenti e replicarli e poterli gemmare in maniera puntuale e precisa, penso possa essere utile a chi ama le nostre bellezze architettoniche, a chi ama il nostro territorio. Quindi complimenti ad Aldo Rozzi Marin e a chi assieme ha iniziato questa avventura che secondo me avrà grandi risultati. Complimenti e grazie.